Vanno per la terza. Premio Glenn Kronos, 3 anni, vincitori da 3 a 10.000 euro in carriera. Bella prova, qui FaceTime Cash è la favorita della corsa. All'1 Gaudi B, Roberto Vecchione, 2 Gregory Star, Vincenzo Luongo, 3 Grumium, Antonio Greppi, 4 Giulietta Jet, Manuel Pistone, 5 Gloria dei Venti, Gloria dei Veltri, Maurizio Cheli, 6 FaceTime Cash, Alessandro Gocciadoro, 7 Guess Canf, Roberto Faticoni. Parte piano Gaudi B. Partiti. Veloce dall'esterno FaceTime Cash che prende l'iniziativa nei confronti di Grumium, al cui esterno c'è Gloria dei Veltri. Ha sbagliato FaceTime Cash, sbaglia anche Giulietta Numero Jet. 6 FaceTime e così Cash Grumium ha il comando nei confronti di Gloria dei Veltri, che va a chiedere strada a Grumium. Così 2 outsider nelle prime posizioni. In terza c'è Gregory Star, poi la mossa esterna da parte di Gaudi B che precede Guess Canf, alla retroguardia Giulietta Jet rimessa al volo. 38 per i primi 400 metri di gara, con Gloria dei Veltri al comando. In seconda posizione Grumium, avanza allo scoperto Gaudi B Numero che precede 4, Gregory Giulietta Star, Jet, rinnova l'errore squalificato. Giulietta Jet, che questa volta finisce a tabellone e si viene sotto alle tribune con sempre in vantaggio Gloria dei Veltri. Gaudi B al suo esterno, Gregory Star nella sua scia, poi Grumium in corda che precede Guess Canf, quintetto compatto dopo un giro di gara passato in 1, 2 e 4. Si va sulla piegata di destra con sempre al comando Gloria dei Veltri, al suo esterno Gaudi B con in scia Gregory Star, poi ancora Grumium allo steccato che precede Guess Canf. Se ne va il chilometro passato in 1 e 19 da Gloria dei Veltri che è in vantaggio. Ora Gaudi B inizia a far sul serio, copre l'avversaria, si porta sempre in scia Gregory Star, poi Grumium e Guess Canf. A 400 dalla conclusione insiste Gaudi B sul passo all'esterno di Gloria dei Veltri, la sopravanza, si prepara Gregory Star che muove in terza ruota, è passato in vantaggio Gaudi B. Grumium nella sua scia, Gregory Star in terza, all'ingresso della dirittura d'arrivo con in vantaggio Gaudi B, ci prova Gregory Star di dentro Grumium, Gaudi B sempre in vantaggio, Gaudi B che nel finale si difende, vince nei confronti di Gregory Star. Al terzo Grumium, 2-3 e mezzo sul mio per la vittoria in percorso esterno di Gaudi B. Roberto Vecchione e Paolo Romanelli al raddoppio per la giubba della signora Karin Walter Mommert. Dopo il successo di Fairway di Poggio arriva quello di Gaudi B. Gregory Star è secondo, al terzo posto Grumium.